Ormai la casa è come un carcere. Sono una carcerata perché sbarre, ringhiere, porta blindata, doppia porta nell'ascensore. No, basta. L'esasperazione di essere prigionieri in casa propria per proteggersi da furti e aggressioni, ma nonostante i mille accorgimenti succede una sera di vivere un incubo dal quale è difficile risvegliarsi. È quanto accaduto alla signora Paola, 74 anni, che vive in via La Storta, a Ponzano. Martedì intorno alle 19:10, rientrata dal lavoro, sta parcheggiando l'auto sotto la pensilina in giardino quando Una persona eh, di sesso femminile è saltata dall'alto della Pompeiana e mi ha preso, diciamo, alle spalle portando via la borsa. pochi secondi e l'aggressore fugge a bordo di un'auto dove ad aspettarla c'è un complice. La signora Paola resta immobile, spaventata e traumatizzata. Drammatico il primo pensiero che fa. Mi butto anch'io sotto un'auto e la finisco. È stato il primo pensiero che ho avuto. La disperazione fa impazzire. Quanto successo è solo l'ultimo di una lunga serie di episodi accaduti all'anziana. Quello che ricordo 20-21, ogni tanto mi viene a mente qualcosa, però comunque sono troppi. Hanno tentato tantissime volte nell'abitazione, no? Cioè, forza di mettere a posto finestre, porte, serrature. Sono esasperata, sì. Non ce la faccio più. Non me lo continui a chiedere perché mi viene e rivivo tutto e desiderare di chiudere gli occhi e basta. Non esco più di sera, non vado a cena fuori, racconta Paola, perché poi sono terrorizzata al pensiero di rientrare a casa sola. Ho paura, terrore, non ce la faccio più, non riesco neanche a parcheggiare a 4 metri di distanza. Mi chiudo in macchina anche quando corro. Esasperazione e paura che hanno portato la signora Paola a prendere una decisione non certo facile. Adesso che cosa devo fare? Adesso sì, bisogna che abbia il coraggio di dare l'esame per il porto d'armi. Chissà che l'arma mi dia un po' più di sicurezza.